Due vasti incendi sabato notte hanno interessato il territorio comunale di Favara. Il primo si è sviluppato in contrada Pioppo, l'altro nella zona di via Piersanti Mattarella. Le alte fiamme hanno letteralmente arso le sterpaglie in più ettari di terreno, compresa l'area perimetrale esterna, al palasport Antonio Giglia e alla piscina comunale. Fortunatamente non si sono registrati danni alle due strutture. L'incendio ha però bruciato diversi pali delle linee telefoniche. Notevoli disagi sono stati registrati dalla popolazione residente nella zona, che ha dovuto fare conti anche con un'aria irrespirabile. Inoltre, gli stessi cittadini da diverso tempo sono privi di energia elettrica a causa dei ripetuti furti di cavi Enel. Residenti che lamentano anche l'incuria e la mancata pulizia della contrada. Ritornando al fronte incendi, sarà stato un sabato sera di paura per gli abitanti della via Piersanti Mattarella e delle zone a monte. Le fiamme, infatti, così come dimostrato da questo video amatoriale, hanno avvolto il versante retrostante alla villa comunale Giovanni Paolo II. Fortunatamente anche in questo caso non si sono registrati danni rilevanti. Il rischio incendi in contrada Pioppo, così come nella centrale via Piersanti Mattarella, nei giorni scorsi era stato evidenziato in due nostri servizi giornalistici e che purtroppo adesso siamo costretti a raccontarvi quanto preventivato. E come direbbe un consigliere comunale amante dei proverbi, asini e piccililli, Dio l'aiuta.